Serie B-Win, tutti i colori della passione. Giornata numero 14, campionato Serie B-Win, stadio Ezio Scida, sabato di derby della Calabria tra il Crotone e la Reggina. Crotone di Menichini che non vince contro gli Amaranto da lontano 76. La squadra di Breda ha festeggiato l'ultima vittoria nel vicino 2002. Sabato di derby, sfida per la classifica per obiettivi diversi, 90 minuti alla ricerca del riscatto per i rossoblù ma anche per l'11 di Breda, entrambe sconfitte nell'ultimo turno di campionato. Oggi la Reggina vuole riprendere la sua corsa verso i playoff, Menichini vuole i 3 punti e basta. Formazioni confermate, formazioni d'attacco, un minuto in memoria delle vittime alluvioni di Genova, poi il fischio del signor Velotto di Grosseto. Comincia subito il Crotone in avanti con Khalil, pallone calciato di destra, pallone facile per Kovacic che pare a terra. Siamo al quarto minuto, poi al nono, ancora azione del Crotone con Gabionetta ancora per Khalil, destro al volo, destro che non scende, pallone alto fuori. Ma è sempre il Crotone a fare la partita, ancora il decimo con un'altra azione. Pallone questa volta portato bene a spasso da Ciano, poi col sinistro, pallone fuori, potente ma ancora una volta alla destra di Kovacic. Non succede nulla per 20 minuti, poi la punizione di Emerson, il colpo di testa di Missiroli. Reggina in vantaggio alla prima vera azione, subito la squadra di Breda in gol. Perfetto il colpo di testa di Missiroli che prende posizione su Florenzi e poi lo stacco perfetto dove non può arrivare assolutamente Bindi. 1-0 per la Reggina, siamo al minuto 31, poi al 37esimo ci prova ancora Bonazzoli, controllato da Tedeschi, dentro l'area di rigore, col destro al volo, Bindi come può, poi però non c'è nessuno, il suo compagno di squadra, ecco il replay, destro forte che rimbalza davanti a Bindi, Bindi che poi respinge, il Crotone in avanti ancora con il colpo di testa di Ciano, facile per Kovacic, poi la punizione di Emerson, facile per Bindi. Siamo al minuto 45, si ricomincia la ripresa però con il gesto, la follia di Gabionetta che alza il braccio destro su De Rosa. Velotti è lì, ha visto tutto, ecco il replay, cartellino rosso diretto, Crotone in 10, Crotone in svantaggio, Crotone però che ha il coraggio e la forza di andare in avanti, ci prova subito Florenzi, la punizione, Kovacic dice di no. Siamo al quinto minuto, poi al 19esimo ancora Juric è entrato al posto di Khalil, pallone ottimo per Sansone, destro, alto, ma grande occasione, deviato da Kovacic, pallone in calcio d'angolo, angolo calciato, la smanacciata di Kovacic, c'è Ciano col sinistro, pallone in rete, 1-1, siamo al 20esimo, pareggio del Crotone, Crotone in 10, Crotone che trova la forza e il coraggio di andare avanti e pareggiare con Ciano, 1-1. Ma qui c'è l'errore di Kovacic che smanaccia, fortunato Ciano a ritrovarsi il pallone, fortunato anche nel trovare lo spazio giusto in mezzo ai tanti difensori della Reggina. Pallone che entra, pallone dell'1-1, poi ancora la punizione di Florenzi, Kovacic dice di no con i pugni, grande intervento, l'abbiamo visto anche nel replay, poi ancora Florenzi dalla distanza, ancora Kovacic a dire di no, sempre in due tempi, pericolosissimo il centrocampista di Menichini, poi al 44esimo la grande occasione per Missiroli, ma poi sprecata davanti alla porta di Bindi, un rigore in movimento, salta due uomini, poi ne salta altri due, il sinistro però è altissimo. Finisce così, finisce ancora in pareggio il derby della Calabria tra Crotone e Reggina, un punto a testa per ambizioni e classifica che rimangono diverse.